Bene, un benvenuto a tutti e un saluto particolare a Ettore Beggiato, figura emblematica dell'impegno democratico dell'autonomismo veneto. Un grande amico, e mi permetto di dire che è anche grazie a lui che io ho iniziato ad avere i primi contatti con la regione nel 1995 nel Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari, che appunto l'allora gruppo della Liga Veneta mi affidò come rappresentante. E appunto oggi qui per la sua ultima fatica letteraria, 1797, La Serenissima e l'occupazione napoleonica, pubblicata dall'editrice veneta, prefatta da Alvise Fontanella, che tra l'altro sempre Ettore Beggiato mi affidò nel lontano 1996 o 97, non mi ricordo, e me lo portai in giro per una gazzebata di quelle veraci, toste, e quindi bei ricordi, è sempre bello ritrovare Alvise anche qui a Palazzo Ferrofini. La figura di Napoleone Bonaparte, a oltre 2 secoli dalla sua morte, continua a dividere e ad alimentare un acceso dibattito. Fu un tiranno spietato, mosso da un'insaziabile brama di potere, o un liberatore che esportò in Europa i principi della rivoluzione francese, modernizzando nazioni e abbattendo antichi regimi? La risposta assolutamente non è univoca. Ogni tanto anche Alessandro Barbero, specialmente quando incrocia i veneti, su questo ha qualche dubbio su quello che dice di Napoleone. Napoleone fu una figura complessa e poliedrica, un uomo che incarnò contraddizioni della sua epoca, al contempo un prodotto e un liquidatore della rivoluzione francese. Ne salvaguardò alcune delle conquiste più importanti, come l'uguaglianza giuridica e l'abolizione dei privilegi, ma ne tradì gli ideali di libertà politica e di autodeterminazione dei popoli. La sua ascesa al potere in Francia avvenne con un colpo di Stato e il suo governo si trasformò progressivamente in un regime autoritario segnato da clientele e nepotismi. Ancora oggi la sua eredità intrinsecamente ambivalente, se da un lato ha lasciato un'impronta indelebile sulla modernizzazione delle istituzioni e delle leggi in Europa, dall'altro ha rappresentato un modello di potere autoritario e di nazionalismo aggressivo. Fuori dal Veneto, giudicare Napoleone esclusivamente come un tiranno o un liberatore significa semplificare la realtà storica estremamente complessa di uno dei personaggi più controversi, discussi e discutibili della storia del mondo. Fuori dal Veneto, ripeto, perché in Veneto e già durante l'occupazione francese e persino tra non pochi giacobini la critica aspra su Napoleone non si fece attendere. Ugo Foscolo, veneziano di Zante, che era entrato entusiasta nell'esercito napoleonico, vide la sua sincera fede giacobina infranta dal cinismo del corso, che aveva ceduto Venezia ai nemici austriaci, un autentico tradimento dei principi rivoluzionari. Nelle sue ultime opere di Jacopo Ortis, Foscolo non esita a denunciare le contraddizioni napoleoniche. E tu, Francia, tu che promettesti libertà ai popoli, hai venduto Venezia. Insomma, Napoleone, e non solo per Foscolo, fu un tiranno travestito da liberatore, un moderno Machiavelli che baratta ideali con vantaggi geopolitici. Una sua ode inedita, ma conosciuta attraverso citazioni, Foscolo definisce Napoleone nuovo Attila, aquila di rapina, empio distruttore dell'arte e della libertà, definizione sulla quale è necessario oggi più che mai riflettere. Venezia e la sua Repubblica, cedute all'Austria con un trattato di Campoformio nel 1797, sono l'esempio emblematico come gli ideali rivoluzionari vennero e fossero subordinati alla spregiudicata realpolitik napoleonica. Nel suo proclama agli italiani del 16 maggio 1797, Napoleone scrisse, tra le altre cose, una frase su cui bisogna riflettere. La Repubblica di Venezia è giunta al termine della sua esistenza. Il suo nome stesso sarà presto cancellato dalla storia, aggiungendo poi: popoli dell'Italia, siete liberi. La caduta di Venezia è il trionfo della giustizia e della ragione contro il privilegio, l'oppressione e la tirannia, ragionando su una Repubblica. 6 mesi dopo il Trattato di Campoformio, Napoleone cedeva i territori dello Stato Veneto all'Austria alla faccia della libertà, mentre il processo di distruzione della memoria era già stato avviato attraverso un'opera di spoliazione incredibile, un sistematico saccheggio di opere d'arte, tesori religiosi e patrimonio culturale in tutte le terre della Serenissima. Oltre alla perdita materiale, quel gesto segnò l'inizio di una ferita simbolica ancora aperta nella memoria collettiva del Veneto.
Il saccheggio napoleonico non fu un atto casuale di predazione militare, al contrario rispose a un progetto ideologico preciso che nel caso della Serenissima assunse i contorni di una distruzione identitaria. Non solo vennero prelevati quadri, sculture, smontati altari, trafugati codici miniati, fusi oggetti sacri, rubati documenti e mappe, depredate le scuole cittadine, saccheggiato l'arsenale, distrutto il Bucintoro, simbolo stesso della sovranità veneziana. Lo stesso saccheggio si replicò nei territori e nelle città venete, in altre parole un atto di conquista totale, materiale e spirituale. Il colpo inferto alla città e Repubblica fu duplice: la perdita fisica di tesori e la rimozione della centralità culturale di Venezia. Venezia non fu più un centro autonomo, un motore creativo, ma un corpo minore annesso prima alla Francia e poi all'impero asburgico e quindi al Regno di Savoia, che si inventarono persino l'allucinante titolo dinastico di principe di Venezia per l'erede del trono. L'arte che per secoli aveva celebrato la magnificenza della Serenissima con Napoleone fu decontestualizzata, smembrata e dispersa, il che non è solo una questione estetica o patrimoniale, ma è una lacerazione nella continuità della memoria urbana e spirituale. Antonio Canova, l'artista veneto che dopo il congresso di Vienna si fece promotore della restituzione delle opere trafugate, rappresenta la prima forma di resistenza morale e culturale a quella ferita. Canova comprese che riportare le opere nei loro luoghi d'origine era un modo per ricomporre l'identità collettiva violata. La sua missione diplomatica fu coronata da un successo molto parziale. Alcune opere ritornarono, molte furono definitivamente perdute, ma anche perché alle potenze europee poco interessava la faccenda. Ciononostante, Canova fu un costruttore di memoria e giustizia culturale. La sua azione ci ricorda che la cultura non è neutra, ma è profondamente intrecciata al potere, alla dignità dei popoli e alla loro narrazione storica. Non è un caso se per un lungo tempo la memoria del saccheggio napoleonico fu trascurata dalla storiografia ufficiale e praticamente censurata nella coscienza pubblica italiana. In parte perché la figura di Napoleone, come ho detto all'inizio del mio contributo, fu oggetto di una narrazione ambivalente, tiranno per alcuni, modernizzatore per altri. In parte perché l'identità nazionale italiana costruita nel Risorgimento tendeva a privilegiare l'unità sulla memoria delle ferite locali. Anche a Vienna, come a Roma, poi, sarebbe tornata utile o l'amnesia totale, l'oblio sull'unico Stato che in Europa non fu restaurato dopo il congresso di Vienna. A troppi faceva comodo annichilire l'identità di uno Stato e di un popolo. Per capire la portata di questa operazione e del processo di distruzione dell'identità, basta pensare alla Slovenia, che nella storia non era mai stato uno Stato unitario, ma che aveva una propria precisa identità nel giugno del 1991, trovò appunto l'espressione nell'indipendenza e nell'affermazione della sovranità di uno Stato di circa di 2.200.000 abitanti. Oggi ricordare il saccheggio non è un gesto revanchista, ma un atto di consapevolezza. Ci ricorda che la cultura, l'identità può essere violata e che le opere d'arte non sono solo oggetti, ma testimoni del tempo e dell'anima di un popolo. La ricerca di Beggiato va inserita in questo contesto. La memoria del saccheggio napoleonico a Venezia ci interroga su cosa significhi possedere un patrimonio, su come si costruisce l'identità attraverso la bellezza e la storia, come aveva profeticamente avvertito Ugo Foscolo, chiamando appunto Napoleone empio distruttore dell'arte e della libertà. In un'epoca dove nuove guerre e nuovi esili culturali, Venezia ci parla poco, non solo come città del passato, ma anche come monito universale, mentre per l'ombra di Napoleone, non senza dimenticare Alessandro Manzoni, da Democristiano ante litteram, affida ai posteri l'ardua sentenza, non possiamo non riflettere sulle parole di Giacomo Leopardi, che nella lettera a Pietro Giordani del 27 novembre 1820 scrive: «Napoleone mi ha sempre fatto un senso misto d'ammirazione e di riso. È un mostro sublime, grande, ma come una rovina, non ha portato che disastri e illusioni». Napoleone poi attuò la leontocrazia che cancellò tantissimi dei leoni di San Marco che esistevano a Venezia, ma in tutto il territorio
della Repubblica Serenissima, cercando proprio di cancellare e di nascondere quel simbolo che invece era simbolo di giustizia e di libertà. Ricordiamoci sempre le parole di Manzoni nei Promessi Sposi, quando Renzo Tramaglino attraversa l'Adda, appunto, terra di San Marco, terra di libertà. Vado a chiudere e veramente grazie a Ettore per questo suo ultimo saggio che, ripeto, è un tassello che va a ricordare e a spiegare quello che purtroppo avvenne dal 1797 in poi e che sicuramente va ancora di più contestualizzato e ricordato anche a chi purtroppo, colpito da amnesia, non si ricorda di questi passaggi. Grazie a Ettore e lascio la conduzione a Luciano Sandonà su questi temi sempre molto preciso e molto puntuale. Prego. Beh, grazie al Presidente Ciambetti, perché devo dire che la sua introduzione alla giornata di oggi è estremamente documentata ed esaustiva e dà il là a quello che sarà il nostro colloquio oggi con Ettore Beggiato. Io saluto anche i colleghi Marzio Favero e Micheletto e il segretario generale Roberto Valente, presenti qua oggi con noi. Il titolo del libro dà già l'idea di quello che è stato l'effetto di Napoleone sul Veneto. Sono stati scritti tantissimi libri appunto a favore di quella che invece fu una opera, vera e propria opera di invasione da parte di Napoleone nei riguardi del Veneto, che fece cadere la Repubblica millenaria e il Leone di San Marco millenario. Solamente un passaggio: è stato ricordato i saccheggi, le predazioni a Venezia. Il simbolo di tutto questo sono sicuramente le nozze di Cana di Paolo Veronese, il magnifico telero che era esposto nella chiesa di San Giorgio a Venezia, ma ci ha lasciato in eredità anche Napoleone ben altro. Ci ha lasciato per esempio una guerra di invasione in Russia che ha portato con sé moltissimi veneti, migliaia di veneti sono periti nella guerra che è stata fatta in invasione. L'invasione in Russia, Napoleone è arrivato praticamente fino a Mosca, salvo poi essere ricacciato fino a Parigi. Ma poi volevo aggiungere anche che è un libro estremamente documentato, come tutte le opere di Ettore Beggiato, perché Ettore Beggiato scava negli archivi, scava nei documenti che ci restano e ce li porta in luce con opere significative. Ecco, non parla e non dice delle cose a caso, ecco, ma sono tutti, cita dei numeri, cita i fatti, cita i documenti. Poi l'altra eredità dello Stato napoleonico, e questo veniamo anche ai giorni nostri, è stata quella di uno Stato che ancora ora è assurdamente uno Stato centralista, perché l'Italia è uno Stato ancora assurdamente centralista, e questa è anche una delle conseguenze dell'opera di Napoleone in Veneto. Ecco, questo era come mio personale cappello, quindi io darei la parola a Ettore Beggiato così per descriverci la sua opera e magari darci anche dei punti del libro, che tocca vari aspetti, no? Anche tutte le città del Veneto, ma non solo, della Dalmazia, della Grecia, dell'Istria, eccetera. Prego, Ettore. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Intanto un saluto e un ringraziamento particolarmente caloroso al Presidente Roberto Ciambetti, al Presidente della Prima Commissione Luciano Sandonà, al Segretario Generale Roberto Valente, ai due consiglieri Gabriele Micheletto e Marzio Favaro, e a tutti voi. Vedo tanti vecchi amici che mi e ci onorate della vostra presenza. Non nascondo una certa emozione perché ritornare in questo palazzo dopo 40 anni dalla prima volta che sono arrivato qui. Sono stato eletto il 12 maggio
1985, quindi sono giusti 40 anni. Beh, è sempre un momento di una notevole emozione, anche perché all'epoca non avrei mai immaginato di mettermi a scrivere e mai avrei potuto immaginare di presentare un mio modesto lavoro in questa sede così prestigiosa, quindi ancora un ringraziamento a tutti voi. Sia Roberto Ciambetti che Luciano Sandonà sono stati fin troppo generosi nei miei confronti. Non pensavo di aver scritto un libro così interessante, ma la loro amicizia, che risale appunto al secolo scorso, forse spiega tante cose. Comunque un libro che, come gli altri, di mio c'è ben poco. Io cerco soprattutto di proporre alla vostra attenzione, all'attenzione di chi ha la bontà di leggermi, tutta una serie di documenti, di testimonianze, di denunce che a mio modesto avviso non hanno lo spazio che meritano da parte della storiografia ufficiale, da parte del mondo della scuola, da parte dell'opinione pubblica, perché anche i termini stessi sono emblematici sotto certi punti di vista. Per esempio, non si parla mai di aggressione. Raramente qualcuno definisce Napoleone un aggressore. Un termine che invece adesso è di moda, visto che purtroppo nell'Europa del 2025 c'è questa guerra, che io considero una guerra civile tragica fra due popoli europei. E là si parla di aggressione e di aggrediti. Beh, nel caso di Napoleone, che aggredisse un libero Stato indipendente, la Repubblica Veneta era un libero Stato indipendente che aveva alle spalle 1100 anni di indipendenza e che aveva dichiarato la neutralità disarmata. Quindi se non è un'aggressione questa, un'aggressione indecente, se posso usare questo termine. Però c'è questo retaggio, questa sudditanza nei confronti di Napoleone, quello che arriva da Oltralpe, che blocca gli storici e gli studiosi. Pochissimi chiamano Napoleone col suo nome. È un'aggressione vera e propria, è quella del Serenissima, è una occupazione pesantissima, devastante. Anche qua i termini in italiano hanno un significato ben preciso. Prima Luciano Sandonà ricordava il capolavoro di Paolo Veronese, che adesso si trova nelle sale del Louvre. Lì bisogna chiamare questa cosa col suo nome. È una rapina. E invece gli storici e gli studiosi parlano di requisizione. La requisizione è un termine molto più elegante, molto più inclusivo, come si direbbe adesso. No, è stata una rapina e come tale va considerata. Come rapine, quando Napoleone arriva nella Serenissima e nel nostro Veneto, la prima cosa che fanno le truppe napoleoniche, questo esercito di straccioni e di tagliagole, è quello di occupare tutti i monti di Pietà. E lì che cos'è? Non è una requisizione, è una rapina. Perché se io vado in banca con una P38 non faccio una requisizione, faccio una rapina. E la prima cosa, ripeto, che ha fatto Napoleone, parlando di libertà, egalità e fraternità, è stata quella di occupare e rapinare tutti i nostri monti di Pietà. Però anche qui sulla storia ufficiale c'è un vuoto, pochissimi ne parlano. E cosa ha fatto Napoleone nelle nostre chiese? Tutte le nostre chiese, anche quella più insignificante dell'ultima contrada in pianura e montagna, è stata letteralmente rapinata e spoliata di tutto quello che c'era dentro, anche testimonianze che magari non avevano un grande valore artistico, ma avevano un enorme valore affettivo, rapinate e fuse
in lingotti d'argento e mandati tutti in Francia. Questo è Napoleone, c'è poco da fare, quindi vogliamo dirlo o no? Vogliamo citare le sue parole quando inizia la campagna d'Italia. Sono le parole testuali di Napoleone che dice, eccolo qua, soldati, voi siete nudi e mal vestiti, quindi un esercito di straccioni. È Napoleone che dice, voi siete nudi e mal vestiti. E poi però dice, io vi condurrò nelle più fertili pianure della terra, province ricche, città opulenti, cadranno in vostro potere, vi troverete ricchezze, onore e glorie. Ecco, altro che libertà, egalité, fraternité. Lui vi dice, sì, 4 disperà e vi porto nelle terre più ricche d'Europa in modo che potete vestirvi e mangiare e portarvi a casa anche qualcosa. Perché questo è quello che è successo. Ripeto, e su questo guardate che c'è una latitanza spaventosa anche dalla stessa Chiesa Cattolica. Io non trovo elenchi, non trovo denunce. Io pensavo, per esempio, ho studiato e ho letto tantissimo per arrivare a fare questo libro. Cito una splendida opera che forse è relativamente poco conosciuta, curata proprio dalla giunta regionale, che è la storia delle diocesi venete. Sono 10 tomi ponderosi, molto ricchi, molto ben, fatti molto bene. Ogni tomo ha 700-800 pagine. Beh, su 10 tomi da 700-800 pagine cada uno ci sono pochissimi passaggi su quello che riguarda le rapine napoleoniche. Io mi aspettavo qualche elenco, qualche giusta rivendicazione nei confronti di questa gente, anche per ricordare a sti veneti cosa è successo, anche per far capire le devastazioni che sono state fatte. Per esempio a Vicenza, la città di Vicenza recentemente è stata una bellissima iniziativa che è partita dai cittadini di Vicenza, ci sono tassati e hanno ricostruito il gioiello di Vicenza. Ma il gioiello di Vicenza, non lo dice quasi nessuno, è stato rapinato e distrutto, perché poi questi 4 tagliagole erano anche dei incapaci e pensavano che fosse un gioiello solo di argento, invece c'era anche del legno e quindi è andato perso tutto senza recuperare nulla. Ma ripeto, questo è solo un esempio, perché di esempi di questo genere pensiamo a tutto quello che ha fatto qui a Venezia. Ci sono elenchi. Io avevo pensato di mettere l'elenco che ho trovato nell'opera del Romanin. L'opera del Romanin è un'opera di straordinario interesse e ha fatto l'elenco di tutte le opere rapinate da Napoleone. Sono stato costretto a metterla da parte. Il giornale Serenissima.news mi ha dato dello spazio per riproporre sul sito del giornale sia l'elenco del Romanin che riguarda tutte le opere rapinate a Venezia, che quanto è successo a Verona, perché anche a Verona, e cito per esempio i capolavori del Mantegna che erano nella Basilica di San Zeno, tanto per citarne uno, è sistematicamente rapinato e portato al Louvre, oppure, e questa è un'altra partita che prima o dopo bisognerà aprire, portate a Brera, perché anche a Brera ci sono decine e decine di capolavori frutto delle rapine napoleoniche. E di questo, ripeto, è sorprendente, per non dire, per usare un termine urbano, ma è possibile che anche da parte degli storici, forse è la prima volta, che invece di denunciare l'aggressione nei confronti della propria terra, perché qui è un'aggressione di Napoleone nei confronti dei veneti, gli storici veneti da che parte stanno? Stanno dalla parte di Napoleone. È una cosa mai vista, perché quando io vado in Spagna, per esempio, quando io vado al Prado, l'opera più ammirata in Spagna del Prado è questo capolavoro di Francisco Goya.
e si intitola Maggio 1808 ed è un capolavoro di una bellezza straordinaria, ma anche di una violenza straordinaria, perché il Goya dipinge, c'è questa macchia di sangue che sembra uscire dal dipinto e che provoca nei visitatori quella che si chiama sindrome di Stendhal, perché vengono veramente coinvolti da questa violenza. Bene, in Spagna i popoli spagnoli che hanno sacrificato la loro vita per difendere la loro famiglia, la loro terra, la loro casa, la loro religione, la loro indipendenza, vengono chiamati patrioti e vengono riportati ogni anno. Nel Veneto, gli stessi che hanno sacrificato la loro vita per difendere la loro casa, la loro famiglia, la loro terra, la loro autonomia, la loro religione, vengono considerati dei briganti oppure dei reazionari. A Verona c'è stata una settimana intera di resistenza antinapoleonica e però gli storici dicono che i veronesi sono stati reazionari. Invece sono patrioti che hanno difeso la loro casa, la loro famiglia, e sono patrioti che andrebbero ricordati sistematicamente, altro che come ha fatto recentemente anche il comune di Verona, rifiutarsi di fare manifestazioni per ricordare. Ma questo è un'altra cosa, e poi magari ripasso la parola a Luciano. Ma questo, guardate che questo è un altro aspetto che mi fa inalberare, ecco, che è un termine urbano, è questo, perché sembra che leggendo i libri della storia ufficiale, della storiografia ufficiale, sembra che tutti i veneti, quando hanno impiantato l'albero della libertà, siano andati in piazza a cantare e ballare con la faccia da ebete per festeggiare il nuovo padrone. Invece non è affatto vero, è falso e per certi aspetti disonesto presentare la storia in questa maniera, perché in tutti i territori della Serenissima ci sono state resistenze fortissime, in tutti i territori. Partiamo dalla Lombardia Veneta. Se voi andate, come sono andato io, sulle valli delle bergamasche e bresciane, provate ad andare in Val Trompia, in Val Camonica, nella Val Sabbia, a Salò. C'è stata una guerriglia casa per casa, ci sono state decine e decine di morti nel nome di San Marco, sindaci e preti sistematicamente passati per le armi, altro che ballare attorno all'albero della libertà. Qui ci sono centinaia, migliaia di veneti che sono morti nel nome di San Marco per difendere la loro terra. Dicevo Lombardia, Salò, ma poi a Verona abbiamo visto, ma a Vicenza il lato piano era tutto in fiamme, ma qui a Venezia i giacobini sono stati costretti a mettere un cannone sul ponte di Rialto e a sparare contro la gente disarmata che gridava via San Marco, provocando decine di morti. Ma cosa è successo in Istria e in Dalmazia? Non ne parliamo nemmeno. In Dalmazia, il 23 agosto, pensate solo un dato, che la Repubblica cade il 12 maggio 1797. Io preferisco sempre parlare di tramonto, mai di caduta, perché il tramonto è un fatto fisico, prima o dopo poi c'è la notte, poi c'è e la nottata, per quanto lunga possa essere, prima o dopo finisce anche la nottata, giusto consigliere? E quindi dopo arriva l'alba. E quindi è giusto parlare di tramonto della Serenissima. La Serenissima tramonta il 12 maggio 1797. A Perasto, che siamo a 50 chilometri dall'Albania, giusto per spiegarvi dove siamo, a 50 chilometri dall'Albania, i perastini per conto loro continuano a ritenersi parte attiva della Repubblica Veneta. E la Maina Bandiera, con quel discorso straordinario, commovente, avviene il 23 agosto 1797, oltre 3 mesi dopo. A Perasto loro continuano a sentirsi parte della Repubblica Veneta. E ripeto, siamo a 50 chilometri dall'Albania. L'addio al Gonfalone è uno dei documenti più straordinari e più commoventi nell'intera storia dell'umanità, quando i perastini dicono per 377 anni siamo sempre stati con noi e non con te.
Questa è storia. E questo dimostra l'attaccamento straordinario di quelle terre. A Corfù, perché purtroppo anche lì ormai ci siamo dimenticato che Corfù e le altre 6 isole hanno fatto parte per secoli della Repubblica Veneta. E a Corfù i corfioti se lo ricordano tutti molto bene. Quando sono stato più volte a Corfù, loro ricordano con grande soddisfazione e orgoglio che il territorio di Corfù è l'unico lembo di terra greca che non ha mai subito l'occupazione turca grazie alla Serenissima. E a Corfù, a proposito dell'albero della libertà, viene impiantato l'albero della libertà oltre giugno del 1797, nottetempo viene segato e le autorità francesi fanno un editto, un proclama per dire: guardate che chi denuncia gli autori sarà ripagato in maniera corposa, e non c'è nessuno che va a denunciare. E questo denuncia un sentimento fortissimo che c'era anche a Corfù nei confronti della Serenissima. Vi dirò di più, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma Napoleone, come si diceva prima, oltre a tutto il resto, nella dichiarazione di guerra del primo maggio 1797 dichiara guerra al simbolo della Repubblica Veneta. Forse è l'unica volta che nella dichiarazione di guerra sta scritto: atterrate tutti i leoni di San Marco. E a Venezia vengono distrutti oltre 1000 leoni di San Marco, nell'intera Serenissima oltre 5000. E guardate che tutti i leoni che vedete in giro per Venezia, salvo 1 o 2, sono tutti rifatti nell'800. E anche questo è un dato importante. Per fortuna nell'800 non c'era sovrintendenza, perché sennò avrebbe bloccato anche tutta la ricostruzione dei leoni. E voi allora quando andate in Palazzo Ducale e quando entrate sotto la porta della Carta, dove c'è il doge Foscari che si inginocchia di fronte a San Marco, quella è una ricostruzione ottocentesca. E allora io vorrei chiedere alla sovrintendenza: ma la porta della Carta è più significativa, dà più un sentimento adesso, o sarebbe stato giusto lasciarla senza leone perché non era coevo, perché la parolina magica adesso i leoni non sono coevi? Ho capito. Ma ripeto, in tutta la città di Venezia immaginatevi una città senza leoni di San Marco, che città sarebbe? E guardate che quando vi affacciate a quella finestra di fronte alla Basilica della Salute, nel portone principale c'era un immenso leone di San Marco, e quando Laura Biagiotti ha lanciato il suo profumo che si chiama Venezia, aveva destinato una cifra importante per ricostruire quel leone di San Marco. Bene, non solo il leone non è stato rimesso, ma anche i soldi non si sa bene che fine abbiano fatto. E vediamo se qualcuno ha il coraggio di spiegarmi dove sono finiti. Perché? Perché anche quella volta la sovrintendenza ha detto non è coevo, in questa maniera. Comunque, la distruzione sistematica del simbolo di leone di San Marco, perché Napoleone, che ognuno lo definisce come meglio crede, il grande amico Ivone Cacciavillani diceva che era un I, e quindi imperatore per i pochi e infame per i molti altri. Queste sono le parole dell'avvocato Ivone Cacciavillani. Ma Napoleone, ripeto, che non era uno sprovveduto, aveva capito che il valore del simbolo del leone di San Marco, che non è solo una bandiera, ma è un simbolo, quindi ha un valore straordinario sia spirituale, mentale, perché il simbolo è sì materiale, nel senso che può essere ricostruito, si possono fare le sculture, si può fotografare, si può toccare, ma è soprattutto un valore spirituale che è inserito nella mente e nel cuore dei veneti, ed è questo che Napoleone
puntava a distruggere. Non c'è riuscito perché, grazie a Dio, il leone continua ad essere estremamente presente nella vita quotidiana di tutti i veneti, e dobbiamo sempre ringraziare i padri costituenti della nostra regione, che nello statuto fin da subito hanno messo la bandiera di San Marco, che, guardate, per noi sembra una cosa banale e scontata, ma non è una cosa banale e scontata, perché ci sono decine di popoli che non hanno una bandiera riconosciuta come la nostra. Se io vi chiedo qual è la bandiera di un popolo nobile e rispettabilissimo come l'Emilia Romagna, c'è qualcuno che mi sa spiegare qual è la bandiera dell'Emilia Romagna? Mi sono convinto che non lo sa neanche in Emilia. No, anzi. Il microfono al segretario. Scusa se ti interrompo, ma hai citato l'Emilia Romagna, perché negli anni 70, quando si pose il problema del gonfalone nelle varie regioni, ci fu una tendenza generale a dare, diciamo, ad artisti moderni, diciamo, lo studio di immagini che dovevano essere, diciamo, il simbolo della regione. E infatti è avvenuto, tu hai citato adesso l'Emilia Romagna, è stata una di queste. E infatti hai detto, ma chi si ricorda, chi può ricordare? Gli emiliani ricordano, diciamo, il simbolo no. Ebbene, la regione Veneto è l'unica regione nelle 22 regioni, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, che ha preso ad modello, come proprio simbolo, un'opera d'arte che è un quadro, che è il leone di Jacobello di Fiore. E quindi, ecco, perché si rifiutò di dare una commissione, ci fu una discussione politica molto accesa. C'era una parte soprattutto l'opposizione, che voleva dare voleva fare una specie di gara per giovani artisti che potessero mettere un simbolo moderno. Invece, nonostante le discussioni che ci furono, rimasero fermi di dire no, bisogna che noi troviamo ispirazione dal simbolo della Repubblica Serenissima, quale poteva essere il Leone di San Marco. E quindi, diciamo, ecco, tu hai citato molto bene questa cosa qua. Io ho voluto, scusami, aggiungere, sarà motivo, ho anticipato un po' quello che avverrà nelle prossime settimane con l'uscita di questo bellissimo libro che celebra i 50 anni del gonfalone, e mi permetto anche di dire che in questo libro c'è un riconoscimento a Ettore Beggiato, perché è stato lui con la legge che, appunto, durante gli anni in cui lui è stato promotore di questa legge, che ha permesso il restauro e il recupero dei leoni nelle varie parti, sia del Veneto ma anche nei territori di un tempo della Serenissima, ecco. Quindi mi permetto io di dirlo, di darti questo riconoscimento, che è anche, diciamo, testimoniato nelle pagine soprattutto di Michele Gottardi, che ha scritto questo bellissimo saggio sul Leone di San Marco. Scusate. Grazie. Grazie al dottor Valente. No, grazie al dottor Valente, perché fra l'altro il dottor Valente ha ricostruito anche la storia dei 50 anni della Regione Veneto, l'ha presentata qualche tempo fa, e quindi questo completa, diciamo, l'opera, e credo sarà un momento molto importante per tutti noi, insomma, questa presentazione. Quindi un ringraziamento al dottor Valente, che si occupa, che cura sempre in maniera molto dettagliata e molto specifica tutti gli aspetti
della nostra istituzione regionale, che non sono banalità, perché l'istituzione della Regione Veneto, anche avete riportato quelle che sono state le discussioni all'epoca sul gonfalone, ma poi sullo statuto, poi anche nella revisione dello statuto, eccetera, quindi è stato sulla scelta del capoluogo di regione, credo anche su questa scelta della sede, poi insomma è stato un percorso sul popolo veneto, sulla parola autogoverno del popolo veneto, citato all'articolo 1 del nostro statuto, del vecchio statuto, e riportata anche nella revisione del nuovo statuto, e tutte queste sono conquiste anche dei vecchi legislatori, che insomma hanno dimostrato grande lungimiranza e anche grande senso di equilibrio e anche nei confronti della storia. Volevo aggiungere solo questo: tutti noi conosciamo Ettore Beggiato, ma abbiamo capito perché noi lo consideriamo un monumento della nostra cultura, della nostra storia del Veneto, perché lui, a parte il percorso politico importante che ha sempre fatto ma aggiungo con molta coerenza, ma ci riporta a quelli che sono quella che è la nostra storia, e la riporta in luce, perché come quando lui parlava adesso di tramonto della Repubblica Serenissima, ci ha fatto insomma così venire così anche la pelle d'oca a pensare a quello che è stata la nostra storia, e che è una storia comunque che è in movimento, perché anche negli anni recenti insomma ci sono dei dibattiti molto importanti. Pensiamo solo a quello che stiamo vivendo negli ultimi anni sulla questione dell'autonomia, ecco, che è riportato anche in luce in maniera molto indiretta nel libro di Ettore Beggiato, come abbiamo detto all'inizio. Aggiungo solo una nota personale: abbiamo anche il progetto di legge di Leoni, che è in itinere in Consiglio regionale, di cui io sono anche primo firmatario. Ecco, io ridarei la parola a Ettore per una conclusione. Ci sono anche tanti amici qua in sala, fra cui anche Alvise Fontanella, che è un grande giornalista veneto. Volevo chiedere a Alvise se voleva fare un intervento o fare un passaggio con Ettore. Sì, abbiamo poco tempo, ma le volevo dare un attimo la parola. Lo facciamo accomodare, sì. Prego. Scusatemi, io mi sento un po' un abusivo qui, nel senso che l'unico mio titolo è di essere amico da molti anni di Ettore Beggiato, che ho conosciuto da giornalista che seguiva la regione tantissimi anni fa, e ho apprezzato perché, pur avendo cambiato molti partiti, non ha mai cambiato fede, nel senso che probabilmente se fosse rimasto nella corazzata di cui faceva parte, oggi sarebbe parlamentare europeo o cose di questo genere, e invece ha mantenuto la fede profondamente, ed eccolo qua. Per quanto riguarda questo suo libro, io vi confesso, quando mi ha chiesto la prefazione mi sono sentito veramente insufficiente, non solo perché di solito le prefazioni si chiedono a persone più famose dell'autore, mentre qui è proprio il contrario, ma anche perché avendo seguito molti fatti di cronaca, lui ha citato Verona, che si è rifiutata di ricordare le Pasque veronesi, ma dico, ci sono sindaci che insieme all'ambasciatore francese vanno a inaugurare i monumenti restaurati alle vittorie di Napoleone nel Veneto, che in nessun paese al mondo si fanno cose del genere nei confronti di un invasore. E io penso che sia, proprio come ha detto il presidente Sandonà,
un effetto del modo sbagliato con cui si è unita l'Italia, perché l'Italia, fin dalla bandiera, dal tricolore, quello che svetta sul Torino del Quirinale, è la bandiera di Napoleone, primo presidente della Repubblica Italiana. Cioè l'Italia si sente, a differenza della Spagna, della Germania, dell'Austria, che si sente dalla parte del popolo invaso, invece l'Italia si sente rappresentante dell'invasore, dei valori dell'invasore. E questo mi sembra uno scandalo intollerabile, insomma. Ecco, basta, non dico altro perché sennò... Grazie mille. Bene, abbiamo finito anche il tempo. Ringrazio Ettore Beggiato per essere venuto qua oggi a presentare il suo libro, L'ultima fatica letteraria di Ettore. Credo che sia un libro che, diciamo, sarà un punto fermo per la nostra storiografia di quel periodo che è stato, è giusto ricordare, che è stato tragico per il Veneto. Grazie a tutti e grazie a Ettore specialmente per aver presentato qui in anteprima il suo libro. Grazie Ettore.